Parliamo oggi di Lonigo, la capitale del Basso Vicentino, che si trova a vivere un momento molto importante questa domenica, cioè la prossima domenica, perché vi saranno le elezioni per la nuova Proloco. Ora, come sapete, la Proloco a Lonigo è un organismo molto importante perché è deputata a organizzare tutta una serie di manifestazioni molto importanti e che sono state molto importanti per la storia di Lonigo. Con le elezioni verrà rinnovato il Consiglio. Abbiamo qui Alberto Bagolan, che è un leoniceno doc. Tra l'altro ci troviamo vicino ad un simbolo di Lonigo che è il cavallo. Allora Alberto Bagolan è di Lonigo e assieme ad altre persone ha deciso di creare un gruppo che intende proporsi per queste elezioni. Ora, come sapete, per lo statuto e per le elezioni non è possibile presentare una lista, ma si presentano persone, diciamo così, singolarmente. Questo gruppo ha intenzione di proporre delle nuove figure per dare suppongo, una nuova linfa alla Proloco di Lonigo. Allora chiediamo direttamente ad Alberto Bagolan di che progetto si tratta. Allora, salve a tutti, niente, il progetto è questo, la Proloco di Lonigo è una Proloco che ha tantissimi anni, è stata premiata sia per quanti iscritti aveva, sia per quello che ha dato al comune e alla provincia, eccetera, come manifestazioni di grande spessore. E ci troviamo che però la Proloco oggi è una macchina praticamente ferma, è una Ferrari senza motore che non sta dando quello che può dare in pista. Non è stata sinceramente un'idea mia mettere insieme queste persone, l'idea ce l'ha avuto un altro, Giuliano Benetazzo, che tempo fa ci ha chiamati un po' tutti e ci ha detto vorrei fare la Proloco del futuro, che non è un nome della Proloco, proprio che è sempre quella Proloco, però si intende come persone. Diciamo che è un gruppo che ha questo intento, insomma. Esatto, praticamente questo gruppo che si è messo insieme di varie persone, cosa ha fatto? Prima di tutto sono tutte persone che hanno già lavorato in Proloco in precedenza, quando la Proloco produceva... Pompava, diciamo. Pompava, esattamente. Ripeto, adesso la nostra idea, l'idea che è stata lanciata dal gruppo è, viste tutte le problematiche che ci sono, abbiamo visto anche pochi giorni fa sul giornale di Vicenza, la problematica è che il 99% la Proloco perderà la mostra scambio 2017 perché il comune ha fatto un bando di gara per affidare l'area eccetera e non penso che la Proloco abbia la possibilità ufficialmente di partecipare a questa gara. Vedremo come andrà. La Proloco ha bisogno di un altro punto di supporto, altre teste, altre cose. Non che quelle di prima non andassero, per l'amor di Dio, però sono cambiati i tempi. La Proloco prima faceva, ripeto, la mostra scambio, e con la mostra scambio aveva la possibilità di fare tutte le manifestazioni durante l'anno, e serviva per quello. Adesso diciamo non c'è più. Bisogna cambiare il registro, bisogna cambiare il sistema, bisogna riportare a far sì che la Ferrari possa correre in pista e possa dare tutto quello che dà. L'obiettivo vostro è quello di portare, diciamo così, abbiamo detto nuova linfa, quindi nuove persone fondamentalmente per arricchire la Proloco. Sì, ripeto, non nuove persone perché non sono persone non conosciute, sono persone conosciutissime, ripeto, nell'ambito della Proloco, ma non più dentro al direttivo. Questa cosa viene fatta assieme cosa voglio dire? Che noi vorremmo entrare in direttivo, in maggioranza, non è una questione personale che ognuno si mette in lista e venga votato, ok, va dentro e va a fare il consigliere o va a fare quello che deve fare in Proloco. Noi abbiamo proprio la tendenza di dire ai cittadini iscritti alla Proloco che possono votare e a tutti quelli che possono dire la loro, eccetera, su questa cosa qua, di dire, ok, c'è una squadra nuova che ha intenzione di, coesa e compatta, risalire la china dell'amministrazione della Proloco per riportarla negli auge che era una volta, riportarla È anche un modo, mi sembra di capire, perché lei è stato, diciamo, elusivo in qualche maniera, di superare un po' le frizioni che ci sono state ultimamente e cambiare pagina in sostanza. Sì, ci sono state per vari motivi, adesso sindacare chi ha ragione e chi ha torto è un po' difficile perché i divorzi poi hanno sempre dei lati negativi e positivi in ambi le parti. Comunque così assolutamente non si può andare avanti e la gente, specialmente quelli che hanno la possibilità di votare il nuovo Consiglio della Proloco, devono capire che si devono mettere una mano sul cuore e cominciare a dar da fare per cambiare le cose.
Bene, allora ringraziamo Alberto Bagolan per questo contributo e ricordiamo che domenica appunto si terranno le elezioni per la nuova Proloco di Lonigo. Per lo Street TG di TV Web è tutto, Paolo Usinabia.